A Treviso una raccolta firme dei residenti di Santa Maria del Sile per chiedere alla diocesi di mandare via il parroco che ha scelto di far dormire migranti e stranieri senza tetto dentro la chiesa. A Castelfranco spente da stasera le luminarie natalizie in segno di rispetto per i funerali di Vanessa Ballan, stessa scelta negli altri comuni della Castellana per la giornata di domani, esequie alle 14:30 in Duomo, sarà lutto regionale. In procura a Treviso quasi pronte la relazione chiesta dal Ministro della Giustizia sulla mancata misura cautelare per l'assassinio di Vanessa, l'autopsia, l'esito fra febbraio e marzo. Le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato i vandali che tra il 25 e il 26 dicembre hanno agito a Villa Guidini a Zero Branco, colpendo anche la sede degli Alpini, danni ingenti, quasi 19 milioni di euro di progetti di rigenerazione urbana e ambientale finanziati a favore dell'area urbana di Treviso, dal capoluogo ad altri 8 comuni. La prima comunità energetica diocesana d'Italia nasce a Treviso su iniziativa del vescovo Monsignor Tomasi, non un business ma una forma di condivisione solidale. Smog troppo alto verso lo stop ai panevia dell'Epifania a Treviso, intanto per il Capodanno in Piazza dei Signori Conte vieta alcolici e bicchieri di vetro, oltre a botti e fuochi d'artificio predisposti varchi di entrata e uscita. La telemedicina sbarca anche in alta montagna, presentata dall'Ulsuno la sperimentazione innovativa, un kit con bodycam che permette al SUEM di capire le condizioni di un paziente in un rifugio. Buonasera, ben ritrovati, eccoci in diretta edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3 e dunque lo avete sentito, a Santa Maria del Sile, quartiere di Treviso, è partita una raccolta firme per chiedere al vescovo Tomasi di cacciare il parroco che ha accolto in chiesa i migranti. La situazione è indecente, si intervenga, dicono apertamente i promotori, e nel quartiere il malumore sembra diffuso. Ecco, lei sta facendo una raccolta firme per mandar via il prete. Sì, praticamente che dopo tanti anni è l'ora che se ne vada, perché non tutti, c'è tanta gente che non lo vuole più, perché tramite gli immigrati che vengono qua e altre cose non è giusto, insomma. Abbiamo già il dormitorio qua, adesso vedere anche la gente che va a dormire in chiesa, non so se è giusto. La raccolta firme è pronta a partire e il modulo fresco di stampa non lascia spazio a interpretazioni. Sta in questi fogli il malumore crescente di parte della popolazione a Santa Maria del Sile, quartiere residenziale di Treviso, dove in chiesa il parroco Don Giovanni Kirchner ha scelto di ospitare migranti e senza tetto. 6 i posti ricavati a ridosso dell'altare in nome dell'accoglienza. Per diversi residenti però la situazione è al limite, la convivenza non è facile. Vanno in decenza, non hanno un bagno quando sono qui fuori e fanno i loro bisogni qui all'aperto, che sia qualsiasi roba. Ecco, diciamo che qualsiasi cosa la fanno qua fuori. Siamo anche fatti sentire anche tempo indietro anche con il parroco, però non si è risolto, insomma. Qui i vicinanti sono abbastanza diciamo delusi. Questa linea del parroco non è che piaccia a tutti? Purtroppo no, direi che non piace a pochi, credo. Qualcuno dorme in chiesa, altri negli spogliatoi vicini al campetto, un altro ancora in una tenda, raccontano i residenti. Un ragazzo che pure non si dice contrario a priori riporta un caso di disagio che riguarda un ospite in particolare. Urla frasi del tipo la fine è vicina e cose simili. È italiano, straniero? No, beh, sicuramente africano, però cosa vuole che le dica, insomma. Qualcuno di fronte alla linea pro accoglienza del parroco ha fatto una scelta drastica e la protesta in questo angolo di Treviso sembra montare. Io non vado neanche in chiesa perché proprio mi dà fastidio. E dice non è il modo questo? No, assolutamente no, perché bisogna capire anche l'ambiente dove sono queste persone, che ci sono altre persone, ci sono bambini, e vedono anche indecenze. La penso come tanti altri. Quindi lei si sta facendo portavoce di un malessere che è diffuso? Sì, il parroco penso che sia colpa del parroco, dopo non so, può darsi che sia colpa di qualcun altro, non lo so.
Una polemica destinata naturalmente a proseguire. Noi adesso andiamo in diretta da Castelfranco Veneto, dove per noi ci sono Daniela Sizzia e Nicoletta Rizzetto. Vedo anche il sindaco Stefano Marcon. Domani alle 14:30 saranno celebrati in Duomo i funerali di Vanessa Ballan. La partecipazione a quello che sarà un lutto regionale, inizia da stasera però, Daniela, vero, a Castelfranco, dove sono state spente le luminarie. Sì, buonasera Lina, buonasera ai telespettatori. Come hai detto c'è anche il sindaco di Castelfranco, Stefano Marcon. Buonasera sindaco. Buonasera a voi e ai telespettatori. Ti faccio vedere immediatamente alle mie spalle le casette di Natale, le mura, tutto buio, tutto spento per volere proprio del sindaco. Le luci natalizie sono state spente in segno di rispetto perché domani, come hai detto tu, alle 14:30 al Duomo di Castelfranco sarà celebrato il funerale di Vanessa Ballan, la 26enne uccisa a coltellate dal kosovaro 41enne che ora si trova in carcere a Santabona. Sarà un'affluenza importante di persone, per questo il sindaco ha deciso anche un altro provvedimento. Sindaco. Sì, abbiamo anticipato la chiusura del mercato alle ore 11 di domani per far sì che la piazza sia disponibile dalle 13:30, perché si prevede appunto un'affluenza numerosa e quindi ci sarà la possibilità di parcheggiare qui in piazza Castelfranco Veneto. Ecco, fra l'altro ovviamente ci sarà la presenza del governatore Zaia, del sottosegretario alla giustizia Ostellari e non è escluso anche l'arrivo del ministro Nordio. Sindaco, questo sarà il giorno del dolore, 2 femminicidi, insomma un Veneto che piange 2 vittime. Sarà una giornata difficile domani, una giornata di cordoglio, una giornata di partecipazione. Ricordo che abbiamo proclamato il lutto cittadino a Castelfranco, così come tutti nei comuni della Castellana. Avremo la presenza in chiesa dei gonfaloni della regione, della provincia di Treviso e dei comuni di Castelfranco e Riese Pio X, listati a lutto, per manifestare appunto il cordoglio e la vicinanza degli enti e delle istituzioni nei confronti delle famiglie colpite da questa tragedia. Ecco, domani è il giorno del dolore, è il giorno di ricordare Vanessa. Lo stiamo facendo con la partecipazione composta della cittadinanza, delle comunità. Chiediamo domani, essendo giorno di lutto cittadino, ad ogni attività, ad ogni cittadino, a chi voglia, di manifestare il proprio cordoglio nel modo che ritiene più opportuno, ma di dare un segno di vicinanza appunto di Castelfranco Veneto, di Riese, della provincia di Treviso e del Veneto tutto a queste 2 famiglie che domani avranno la giornata delle esequie. Sarà una giornata molto dolorosa sicuramente per loro. Ecco, sul fronte invece giudiziario ci sono delle novità, perché sono quasi pronte le 2 relazioni dettagliate richieste dal ministro Nordio sulla mancata emissione di un provvedimento dopo la denuncia proprio di Vanessa e del compagno, denuncia di stalking nei confronti del kosovaro. Probabilmente ci sarà anche nelle prossime ore un interrogatorio di garanzia, perché vi ricordate all'inizio aveva scelto di non parlare, forse questa volta invece il 41enne parlerà. Ma sentiamo, io vi saluto e vi lascio al servizio del nostro Christian Arboit proprio sulle ultime novità sul fronte giudiziario. Potrebbe scegliere di rompere il silenzio nel quale finora si è avvolto Bujar Fandaj, il 41enne kosovaro che si trova in carcere a Santabona per la mattanza di Vanessa Ballan, la 26enne uccisa nella sua casa di Spineda a Riese poco più di una settimana fa. Il killer finora non ha mai parlato, né subito dopo l'arresto né durante l'udienza di convalida del fermo a Santabona. Apparso poco lucido, così hanno raccontato le sue legali, potrebbe presto chiedere di essere risentito. Nel frattempo le indagini vanno avanti con la procura intenzionata ad ascoltare nuovamente il compagno di Vanessa, Nicola, che a quanto pare conosceva bene il kosovaro, presentato in famiglia dalla stessa giovane donna come un amico e trattato per un certo periodo come tale. In una o più occasioni avrebbero anche pranzato tutti insieme nell'abitazione di Spineda, poi teatro dell'orrore. E questo fino a ottobre, quando il 41enne inviò a Nicola un video intimo che lo ritraeva con Vanessa, rivelando di fatto una relazione. Poco dopo la denuncia per stalking
stalking, presentata il 26 di ottobre, subito seguita da una perquisizione nella casa del 41enne a San Vito di Altivole, disposta dalla stessa procura, che in questi giorni sta redigendo la risposta per gli ispettori del Ministero, che si sono attivati per capire come mai in quel frangente il PM non abbia chiesto una misura cautelare come il divieto di avvicinamento. Le relazioni saranno due, una sarà a cura dei due PM che si alternarono tra il 26 e il 27 di ottobre, l'altra verrà redatta dal procuratore capo. Altri dettagli utili per le indagini arriveranno dal rapporto finale dell'anatomopatologo, che potrebbe però essere depositato solo a fine febbraio, inizio marzo, decorsi i termini di legge. Arriverà certamente prima l'esito del test di paternità sul feto che Vanessa aveva in grembo. E a proposito di violenza di genere, l'attivazione di codici rossi nella Marca è in aumento, erano 39 tra metà ottobre e novembre, sono stati 50 nel mese successivo, complice l'effetto della vicenda di Giulia Cecchettin, che ha evidentemente spinto molte vittime a denunciare. Rientriamo in studio grazie a Daniela Sizzia e Nicoletta Rizzetto, grazie al sindaco di Castelfranco Veneto Stefano Marcon. Tra l'altro i comuni della Marca Occidentale, i comuni della Castellana, l'abbiamo sentito, particolarmente partecipi rispetto a questo dramma sul caso di Vanessa. Questo è un fermo immagine di un video che ha realizzato il comune di Bedelago, in cui si legge: nel giorno dei funerali, vediamo se la regia ce lo mostra, eccolo qua, nel giorno dei funerali di Vanessa Ballan, Bedelago in segno di lutto spegne le luminarie, iniziativa che molti condivideranno. Sappiamo che domani è anche giorno di lutto regionale, quindi saranno tanti i segni, le manifestazioni di vicinanza nel giorno appunto delle esequie. Andiamo a un altro caso di cronaca di tutt'altro genere. Le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato i vandali che tra il 25 e il 26 dicembre hanno colpito pesantemente a Villa Guidini a Zero Branco. Danni, come parlava Adriano, sono stati fatti non solo alla casa degli Alpini, c'è la casa dei Colmei, dove è stato fatto un altro danno sicuramente da qualche 300-500 euro più o meno. Sono tutti i camion appunto dei nostri amici del Luna Park che sono stati divelti, tutta l'area diciamo degli arcieri dove hanno divelto gazebi, staccionate. Cioè, i danni, qua si parla quasi di un 20.000 euro di danni totali. Non solo la casa degli Alpini, dunque, nel mirino dei vandali che ha colpito la zona del parco di Villa Guidini. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per identificare i responsabili. Al vaglio le telecamere di sicurezza che avrebbero ripreso una macchina arrivare la sera del 25 dicembre alle 22:30, andarsene e poi tornare verso l'una di notte, momento in cui gli atti di violenza si sarebbero compiuti. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di ragazzi già noti alle forze dell'ordine. Non sono venuti per rubare, sono venuti solamente per far danni solo e basta. Perché se vedete qua, questa è la lampada qua, cosa gli interessava a loro a romperla, perché? E c'è rabbia tra il gruppo degli Alpini per un gesto così sconsiderato. Ogni cosa che poteva essere rotta o danneggiata, racconta Adriano Barbazza, capogruppo degli Alpini di Zero Branco, è diventato bersaglio della banda di vandali. Strappate le bandiere italiane appese fuori dalla casetta e gettate nella fontana. Un vilipendio, commenta Adriano, a quella bandiera e al valore che ha per noi. Ma non solo, cassonetti rovesciati, transenne buttate a terra, lo stemma di legno che caratterizza la casetta strappato dalle pareti e gettato lontano. La prima cosa, racconta il gruppo delle Penne Nere, ad essere risistemata. Danni non solo morali ma anche economici. 600-700 euro di danni. Come ho detto, speriamo che qualcuno ci dia una mano, perché come noi Alpini cosa facciamo? Non abbiamo questa proprietà di soldi, insomma, speriamo che qualcuno ci aiuti. E ora il cordoglio della comunità di Spresiano per la morte di Anna Maria Tombola, la 78enne di Visnadello, che ha perso la vita in un tragico incidente stradale lungo la A14 nei pressi del casello autostradale di Imola. Stava tornando a casa in macchina i regali per i parenti e per i suoi nipotini. Ad un tratto ha perso il controllo dell'auto ed è finita fuori strada ribaltandosi nel prato. Il tragico incidente è avvenuto lungo l'autostrada 14 nei pressi del casello di Imola la mattina di Natale. Immediatamente è stato dato l'allarme. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi. Gravissime le condizioni di Anna Maria Tombola, 78 anni, originaria di Visnadello di Spresiano, che è stata portata all'ospedale Maggiore di Bologna. Ricoverata in rianimazione, la donna non ce l'ha fatta lasciando nella disperazione i familiari. Sono stato al telefono con Enrico, il figlio della signora, ieri sera, e
non avevo collegato subito che fosse la mamma, quindi conosco bene il figlio e anche la moglie e anche le 2 nipotine. È stata una tragedia, anche perché poi Anna Maria era una persona con una vitalità e con una forza incredibile. Anna Maria viaggiava sola al momento dello schianto, nessun altro veicolo è stato coinvolto. Fatale potrebbe essere stato un colpo di sonno o un malore improvviso. La causa esatta dell'uscita di strada è ancora al vaglio degli inquirenti. L'ennesimo incidente stradale che ha lasciato una comunità intera sotto shock. Stava venendo su a trovare i parenti e quindi sì, oltre al male che già di per sé fa un incidente automobilistico, pensare insomma che fosse una nonna che stava andando a portare i regali alle nipotine credo sia molto toccante, ecco. Lasciamo la cronaca e adesso parliamo di 2 progetti che riguardano un po' la transizione ecologica nel nostro territorio. Partiamo dalla presentazione degli interventi legati alla rigenerazione urbana e ambientale finanziata con quasi 19 milioni a favore della cosiddetta area urbana di Treviso, il capoluogo e altri 8 comuni della sua cintura. Nuovi spazi per l'università al Polo Culturale Turazza a Treviso, la trasformazione in parco urbano dell'ex cava di Via d'Alessia, Paese, l'attesa pista ciclabile nel viale d'ingresso, ora strada trafficata, di Villa Passi a Carbonera. Sono alcuni dei progetti finanziati nell'ambito della strategia di sviluppo urbano sostenibile dei 9 comuni dell'area urbana di Treviso. Il capoluogo, Carbonera, Paese, Ponzano, Preganziol, Villorba, Quinto, Casiera e Silea si sono aggiudicati quasi 19 milioni di euro rispetto ai 12 previsti per realizzare opere di rigenerazione urbana. Tra parco e nuove costruzioni 3 milioni andranno all'area di Via Turazza a Fiera. Una nuova aula magna e tutta una parte di co-working che consentirà a 170 studenti di lavorare e poter studiare in perfetta libertà e gratuitamente all'interno del plesso universitario. Attualmente gli studenti devono andare chiaramente o in biblioteca, che non è più capiente abbastanza, e quindi è sicuramente un grande risultato e ne potranno usufruire tantissimi nostri cittadini. Quasi 17 gli ettari di terreno che saranno occupati dai nuovi 7 boschi periurbani. 1.200.000 euro andrà alla riqualificazione della cava ai confini tra Paese e Castagnole. È la prima volta che il Paese restituisce alla collettività un polo di questo tipo. Passiamo dall'aspetto negativo a proprio l'aspetto totalmente positivo di inclusione, perché sarà destinato a bambini piuttosto che famiglie, anziani. 21 alloggi di edilizia pubblica, 7 per la residenzialità leggera e 2 strutture di co-housing in collaborazione con l'ISRA. Il contributo che ci viene da questo progetto è fondamentale perché nell'arco di 2 anni e mezzo insomma, riusciremo a chiudere tutta la partita non solo del co-housing ma anche della residenzialità leggera. È il tentativo di riorganizzare le case per fare in modo che le persone possano abitare a casa propria il più a lungo possibile, con la tecnologia, con la domotica. E poi le piste ciclabili, la riqualificazione dell'area di Restera vicino all'ex centrale elettrica e l'acquisto di 4 bus elettrici che circoleranno nell'area urbana a beneficio dei suoi 197.000 residenti. Mi fa particolarmente piacere vedere che qui a Treviso siamo stati pionieri di questo nuovo modello amministrativo che guarda davvero ai bisogni delle singole persone indipendentemente dal comune di appartenenza e condivide le progettualità per affacciarsi al mondo dei finanziamenti europei, ministeriali piuttosto che regionali come un unico grande territorio. E la prima comunità energetica diocesana d'Italia nasce proprio a Treviso su iniziativa del vescovo Monsignor Tomasi. Non un business, si sottolinea, ma una forma di condivisione solidale. È un'esperienza nuova e questa delle comunità energetiche è un'occasione pazzesca, è un'opportunità. È un'occasione di solidarietà, di condivisione e di sostegno alla fragilità energetica. Una risposta alle pesanti conseguenze, soprattutto sulle fasce deboli dei rincari energetici, ma anche un tassello, un contributo alla rivoluzione green a cui tutti siamo chiamati. Da Treviso parte la prima esperienza in Italia di comunità energetica rinnovabile diocesana, su input di Monsignor Michele Tomasi. Non un business, ma una condivisione a beneficio di tutti. Il nostro vescovo ha voluto questa esperienza perché ritiene che sia un'opportunità unica, e si chiama comunità, è meglio di una parrocchia, di una diocesi dove la comunità è il fondamento, ecco, della sua struttura.
Nei giorni scorsi in Vescovado, su iniziativa di Ente Diocesi di Treviso, Opera San Pio X e Casa del Clero, si è formalmente costituita la Fondazione Diocesi Treviso Energy ETS, una fondazione di partecipazione che dovrà mettere insieme parrocchie, comuni, aziende, privati cittadini. Una grande comunità con all'interno 23 sottogruppi. Il massimo beneficio si avrà quanto maggiore sarà il consumo istantaneo. Ci sarà chi metterà a disposizione i loro impianti fotovoltaici, quindi ci sarà chi produce e chi consuma e anche chi consuma solamente. In Diocesi di Treviso abbiamo 1 milione circa di abitanti, ci sono 265 parrocchie, se ogni parrocchia ci sono 10, 15, 20 famiglie, diventano numeri assai importanti di una condivisione di produzione e di consumo. Ecco perché stiamo in questi giorni chiudendo un accordo con un partner tecnologico, il quale ci darà la struttura tecnologica per far funzionare la comunità. Dispera di poter autorizzare i panevin dell'Epifania il sindaco di Treviso Conte, che in queste ore, oltre ad aver vietato petardi e fuochi d'artificio, ha anche previsto un'ordinanza per stoppare l'uso di alcolici e l'uso di bicchieri di vetro per la festa di Capodanno in Piazza dei Signori, predisposti varchi di entrata e uscita. Siamo arrivati a circa 10 giorni consecutivi di sforamenti. Dobbiamo preservare la salute delle nostre comunità e per far questo credo che anche quest'anno dovremo rinunciare a quella che è una tradizione molto sentita. La decisione è definitiva, il sindaco Conte lo ribadisce ancora una volta, verrà presa 48 ore prima dell'eventuale accensione dei panevin dell'Epifania, ma il primo cittadino si dice pessimista. Le previsioni meteo annunciano precipitazioni blande, probabilmente insufficienti a spazzare via la pesante cappa di smog che opprime la Marca, e la scelta di vietare anche quest'anno i falò, 10, quelli per i quali è stata chiesta l'autorizzazione al comune, appare al momento inevitabile. Tra la tradizione e la salute dei miei cittadini, ovviamente lo spirito di responsabilità mi porta a propendere verso l'annullamento della tradizione. Dispiace perché è un momento di comunità, è un momento sentito, è un momento che si aspetta tutto l'anno, però con questi picchi di inquinamento sinceramente non me la sento di derogare. Panevini incompatibili anche quest'anno con i livelli di PM10 e le raccomandazioni del sindaco vanno anche oltre. L'appello che faccio è quello di abbassare tutti di qualche grado le temperature all'interno delle abitazioni in modo da limitare l'utilizzo delle caldaie, che sono il primo fattore inquinante, molto più inquinante anche rispetto alle autovetture. Se possiamo evitare le autovetture, poi facciamo attenzione quando passiamo delle ore all'aria aperta ai livelli di inquinamento, perché insomma ne va della nostra salute e quindi dobbiamo preservarci. A ridurre le PM10 dovrebbe contribuire anche il divieto di utilizzo dal 30 dicembre al 7 gennaio di fuochi d'artificio e petardi. Ordinanza questa emessa innanzitutto per contenere il pericolo che qualcuno si faccia male e soprattutto nel rispetto degli animali. Per evitare che in troppi eccedano invece la notte di Capodanno, dalle 18 del 31 dicembre fino alle 6 del 1 gennaio saranno vietati la vendita e la detenzione di alcolici e in generale di bevande in contenitori di vetro o lattine non stappate nell'area di Piazza dei Signori, dove si terrà la festa di San Silvestro. Alla zona si accederà attraverso dei varchi, ingresso da via Barberia e via Indipendenza, uscita da Calmaggiore, salvo in caso di emergenza, per cui sono previste ulteriori vie di fuga verso la galleria di Palazzo dei 300, piazzetta Monte di Pietà e vicolo Broli. Adesso ci fermiamo per un rapido break, torniamo tra pochissimo. Eccoci di nuovo in diretta con l'edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3. Andiamo alla cronaca. Fermati da una pattuglia della polizia locale a Parma, in auto avevano un ordigno artigianale. Si tratta di un trevigiano di 37 anni e di 2 cittadini romeni. L'attenzione degli agenti è stata catturata dalla circostanza che la targa anteriore e posteriore della vettura erano di fatto diverse. Consultata la centrale operativa della Polizia di Stato, entrambe le targhe sono risultate oggetto di furto. Nella macchina controllata sono stati trovati poi un passamontagna, guanti di lattice, arnesi da scasso, un tirapugni, un coltello, denaro contante e un ordigno artigianale con relativa batteria conosciuto con il termine di marmotta. Gli operatori hanno richiesto l'intervento di un team di artificieri di Bologna che ha proceduto poi a far brillare l'ordigno dal notevole potenziale esplosivo. I 3 soggetti sono stati arrestati.
Lo scorso ottobre avevano rubato 100 euro dalla cassa di un market di Altivole. I carabinieri hanno identificato e denunciato 4 maggiorenni e un minorenne di Montebelluna e i militari dell'Arma hanno anche scoperto una truffa relativa ai pellet. Una serie di raggiri organizzati ad arte per poi far sparire la bellezza di 400 sacchi di pellet per un valore complessivo di 2.500 euro. Nella trappola dei soliti truffatori 2 aziende di Casale e Casier che dopo aver capito quanto era accaduto hanno presentato denuncia ai carabinieri. Le indagini hanno portato a identificare 2 malviventi, si tratta di un 25enne di Ponzano Veneto e di un 68enne di Paese, entrambi gravati da pregiudizi di polizia. A conclusione dell'attività investigativa, i militari della stazione di Dosson di Casier, coadiuvati in fase esecutiva dai colleghi dei comandi di Mogliano, Roncade e Paese e della sezione operativa della Compagnia di Treviso, hanno eseguito un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Treviso che ha permesso di recuperare e sequestrare 297 sacchi di pellet ancora integri che sono stati restituiti ai legittimi proprietari. E adesso andiamo a vedere le immagini di un incendio che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi. Eccolo qua il video a Campea, siamo poco lontano da Miane. Ha preso fuoco la mansarda di un alloggio al 3° piano con la serra all'esterno. Vedete le immagini, i residenti hanno fatto a tempo a mettersi in salvo. Sono intervenute 3 squadre dei vigili del fuoco, siamo in via Verdi, per fortuna non si è fatto male nessuno. Certamente la copertura del tetto è stata interessata, lo avete visto, dal fuoco che si è elevato alto, poi nella sera ancora più impressionante, ma i vigili del fuoco con il loro tempestivo intervento hanno fatto a tempo a contenere le fiamme in modo che non si propagassero agli altri edifici. Adesso andiamo alla Pedemontana perché a Malo è stato il giorno dell'inaugurazione degli ultimi 22 chilometri della superstrada che coinvolge 37 comuni delle province di Vicenza e Treviso. Ora manca solo il collegamento con la A4 a Montecchio che avverrà a marzo. Taglio del nastro all'interno della galleria che collega Santo Mio di Malo con Castelgomberto per l'ultimo tratto della superstrada pedemontana veneta, alla presenza del ministro Salvini e del presidente della regione Zaia. È una bellissima giornata perché finisce una grande opera pubblico-privata che servirà centinaia di migliaia di lavoratori veneti e non solo, farà risparmiare tempo, denaro, inquinamento. Sono una ventina di chilometri che vanno da Malo a Montecchio e che verranno aperti al traffico venerdì pomeriggio. L'inaugurazione invece è stata anticipata di un giorno per evitare la concomitanza con i funerali a Castelfranco di Vanessa Ballan, la giovane vittima di femminicidio. Un simbolo dell'Italia che cresce, che crede nelle infrastrutture, nella modernità, in nuove strade, autostrade, ferrovie, ponti, gallerie, dighe. È quello che sto facendo da un anno a questa parte al Ministero e sono felice di essere partecipe di questo rinascimento delle infrastrutture nel nostro paese. La Pedemontana coinvolge 37 comuni, molti erano i sindaci presenti ed è la più grande infrastruttura italiana con cantieri ancora aperti. Poco più di 2 miliardi e 200 milioni il costo dell'opera. Il pedaggio, non immune da critiche, è difeso da Zaia. E questa è l'infrastruttura tra le nuove autostrade in Italia che ha i pedaggi più bassi, allineate verso il basso. Dall'altro dovremo capire quali saranno i flussi di traffico. Oggi abbiamo 45.000 veicoli al giorno, avremo un incremento del 30-35% con l'apertura di questi 22 km e 300 metri, dopodiché col collegamento definitivo all'A4 capiremo quanto potremo limare sui pedaggi. L'idea era nata all'inizio degli anni 90 per rivoluzionare la viabilità tra le province di Treviso e Vicenza, con 14 caselli e la dichiarazione di opera strategica per l'Italia è avvenuta nel 2001. I lavori sono iniziati nel 2011 e i 45.000 veicoli al giorno di oggi dovrebbero crescere del 30% una volta completato il collegamento con l'A4 a Montecchio, che avverrà a marzo. C'è anche una polemica collaterale, chiamiamola così, col sindaco di San Zenone degli Ezzelini, Fabio Marin, che avverte nessuna novità dalla regione. Andiamo avanti con il contenzioso che riguarda il nostro territorio legato proprio alla Pedemontana. Ho chiesto adesso al Presidente un incontro per poter parlare, per poter mediare. Il Presidente continua a dirmi che devo parlare con la De Berti. Quindi a questo punto noi andremo avanti con la causa, sentirò i nostri legali e continueremo.
prima o poi San Zenone le sue opere le vedrà realizzate. Fumata nera dall'inaugurazione dell'ultimo tratto della Pedemontana per quanto riguarda il contenzioso fra il comune di San Zenone degli Ezzelini e la regione. In ballo una serie di interventi non eseguiti che hanno dato il vita a un braccio di ferro ormai più che decennale. Il sindaco di San Zenone, Fabio Marin, ha avvicinato il governatore Luca Zaia in occasione del taglio del nastro dell'arteria, ma le cose non sono andate come sperava. Sono soddisfatto dell'opera perché è un'opera che serve al territorio, ma non sono soddisfatto della risposta del Presidente perché ho tentato l'ultima mediazione in questo momento, chiedendo un incontro per cercare di trovare un punto di svolta a quella che è la nostra situazione, quella che ci vede fermi per quanto riguarda la realizzazione di quell'accordo che, validato da 2 sentenze del Consiglio di Stato e del TAR, la Regione deve ancora portare avanti per il Comune di San Zenone. Ma cosa c'è in ballo fra Comune e Regione? Ecco la spiegazione del primo cittadino. Parliamo della riqualificazione dell'intero centro di San Zenone, la messa in sicurezza di una provinciale che è molto pericolosa perché abbiamo il marciapiede che è attaccato alle uscite delle attività, c'è un traffico pesante che passa, ci sono 2 rotatorie da realizzare e una è in fase di realizzazione grazie a un contributo che come Comune abbiamo preso e portato avanti, e c'è quindi una riqualificazione intera di quello che è il centro di San Zenone, che ne abbiamo diritto perché se quella volta il Comune di San Zenone non si fosse fermato con il ricorso al TAR e non ci fosse stato questo accordo, non si sa se adesso avremmo aperto la Pedemontana. Nella spiegazione del sindaco, la disponibilità del comune di allora si traduce oggi in un percorso molto meno accidentato per la strada pedemontana. Quella volta il comune non ha continuato il ricorso al TAR, ma si è impegnato con l'accordo, la regione si è impegnata con l'accordo insieme alla provincia e agli altri enti per fare queste opere, se no non si andava avanti, si era ancora a tribunali. E polemiche ci sono intorno anche a un'altra opera, in questo caso privata, il Maxi Polo Amazon di Roncade, che ha avuto il via libera, ha approvato il progetto definitivo del nuovo centro logistico, investimento da 40 milioni di euro. Via libera del Consiglio Comunale alla realizzazione del Maxi Polo Amazon a Roncade. Una maggioranza compatta che ha così approvato il progetto definitivo del nuovo centro logistico che sorgerà a ridosso del casello autostradale di Meolo della A4 e interconnesso con la Treviso Mare. Un investimento complessivo di circa 40 milioni di euro da parte dei proponenti. Progetto presentato nel 2020 e punto di discussione accesa tra maggioranza, opposizione e comitati no Maxi Polo, ma che ha visto al voto in Consiglio l'astensione delle opposizioni. Un progetto unico di questa portata è stato possibile controllarlo, per cui non abbiamo rischiato che facesse la fine di una lottizzazione in cui poi trovano posto interventi puntuali che è più difficile andare a gestire. È stato un iter che è durato 2 anni, che è stato trasparente in ogni sua prospettiva di sviluppo, in ogni sua prospettiva di progettazione. Una struttura che coprirà circa 60.000 metri quadrati, 300 metri di lunghezza, 190 di larghezza e un'altezza massima di 20, dimensioni che sono state oggetto di discussioni con i progettisti e che per questo prevederà anche una serie di opere di compensazione ambientale. Si parla di una scala comunque sia gigante, per cui il tipo di armonizzazione ovviamente ha tenuto conto soprattutto di grandi fasce arborate intorno che appunto riprendono anche il campo alla Veneta, piuttosto che di aree verdi veri e proprie che facciano da schermo e da cuscinetto rispetto ai piani visivi. Sul fronte assunzioni si parla di almeno 900 nuovi posti di lavoro, ma l'obiettivo è arrivare a circa 2.000 addetti. Il via ai lavori nel 2024. Un sì per il polo logistico che lascia comunque perplessi e scettici opposizioni e parte dei cittadini. Dal Partito Democratico l'attacco. Questi centri non generano un lavoro di qualità, questi centri non danno garanzie lavorative di qualità e vanno anche a incidere negativamente sulla qualità della vita dei cittadini, dato che generano una grande mole di traffico. Quindi è un'occasione persa per il Comune per difendere la qualità della vita dei propri cittadini, difendere la loro salute e il loro ambiente. Fin qui la cronaca, dunque adesso andiamo allo sport, al rugby. Dopo la vittoria del Benetton la scorsa settimana in casa delle Zebre a Parma c'è aria di rivincita per gli emiliani che sabato affrontano nuovamente nel derby i Leoni Biancoverdi, stavolta a Monigo.
Vinto il derby di andata per 31-24, il Benetton è pronto a scendere in campo allo stadio Monigo sabato 30 dicembre alle 14:30 per la gara di ritorno con le Zebre di Parma, l'altra squadra italiana che partecipa allo URC, lo United Rugby Championship italiano, scozzese, irlandese e gallese. I favori del pronostico ancora per Treviso, mentre il nuovo commissario tecnico dell'Italia, l'argentino Gonzalo Quesada, ha ufficializzato le convocazioni per il suo primo raduno il 4 e 5 gennaio a Verona. Ci sono 22 leoni e tra loro Leonardo Marin, il tre quarti rientrato da un lungo infortunio e già protagonista. Settimana dopo settimana mi sento sempre meglio e lo sento veramente perché non era facile all'inizio rientrato stare sempre al 100%, però andando avanti sì, mi sento sempre meglio. Spero di trovare continuità, continuare a giocare il più possibile con la squadra e giocare il meglio possibile. Leonardo, a soli 21 anni e 6 presenze con l'Italia, è stato convocato come numero 10, mediano di apertura, il suo ruolo preferito, ma si diverte anche a giocare centro con il numero 12. Con le Zebre mi sono divertito a giocare 12, anche se quello che penso è sempre uguale, cioè che il mio ruolo preferito è 10 e mi piace anche giocare 12 in realtà, quindi se serve sono a disposizione. Quanto al derby con le Zebre, tra due squadre che si conoscono bene, sarà una partita insidiosa. I parmigiani hanno giocatori imprevedibili e quindi non sarà di certo un derby scontato. Sarà una partita sentita, lo sappiamo, un po' come settimana scorsa, ma giochiamo in casa, è un po' la rivincita di settimana scorsa, noi cerchiamo la conferma, quindi sarà una bella atmosfera e noi non vediamo l'ora. Un appuntamento importante questa sera a Villa Orba, alle 21 infatti con ingresso gratuito al Palateatro di Fontana è in programma il gran concerto di fine anno dell'Orchestra Filarmonia Veneta diretta dal maestro Massimo Raccanelli. In prima assoluta per il territorio veneto, il concerto voluto dall'amministrazione comunale di Villa Orba apre le danze e le celebrazioni di fine anno per portare un messaggio di pace e serenità alla cittadinanza. Il programma è un viaggio musicale tra la lirica tedesca e il mondo viennese, tra la tradizione dei valzer e la leggerezza dell'operetta, per far rivivere tutta l'emozione delle grandi feste di inizio anno. Appuntamento, lo avete sentito, alle 21 al Palateatro di Fontane di Villa Orba. E adesso apriamo una finestra sulle notizie dal Bellunese. Subito a Cortina perché c'è una nuova puntata della telenovela riguardante la pista da bob. Oggi il ministro Salvini ha rilanciato, nelle prossime ore dovrebbe arrivare il verdetto. A Cortina c'è ancora in rovina quella di un tempo che fu. L'enigma da sciogliere in vista delle Olimpiadi invernali del 2026 è pista da bob sì, pista da bob no e soprattutto dove. Il ministro delle infrastrutture cerca di fare chiarezza e si schiera per la perla delle Dolomiti. Sul bob mi sono impegnato a portare come ministro e come ministero un progetto che non faccia spendere un euro in più, che non abbia impatto ambientale, che rispetti i tempi previsti, che tenga in Veneto quello che è giusto che sia in Veneto, e stiamo seguendo la tabella di marcia. Nelle prossime ore, se tutto va bene, dovrebbe essere pubblicato il bando di gara. I tempi stringono, ma le intenzioni sono quelle di riuscire. Sono convinto che si possa fare risparmiando tempo e risparmiando cemento, e lo scopriremo nei prossimi giorni, perché se il bando di gara esce entro la fine dell'anno, essendo oggi il 28 dicembre, vediamo presto quante aziende parteciperanno e mi auguro che ci siano, perché ripeto, l'Italia ha vinto il dossier proponendo Lombardia e Veneto, Milano e Cortina, e togliere qualche infrastruttura sarebbe un peccato. Ovvia la soddisfazione del presidente della regione, che mette anche l'accento sulle questioni economiche relative all'impianto. Se avessero fatto la negoziazione privata il bob sarebbe costato 180 milioni di euro alla fine. Se va in porto questo progetto che è bob completo, che però ha solo un limite che è quello delle tempistiche, perché ormai sono veramente tirate, soprattutto rispetto ai test event ma soprattutto al collaudo, direi che qui avremmo fatto, diciamo, tombola, perché facciamo un bob low cost all'interno del budget fissato che è di 81 milioni di euro, il che vorrebbe dire che rispetto a prima si risparmiano 100 milioni di euro.
È mancato improvvisamente Alessandro D'Alfonso, appuntato scelto in servizio alla stazione dei Carabinieri di Longarone, bellunese di 52 anni, mentre era in servizio di pattuglia. Era rientrato per qualche istante in stazione, lì è stato colto da un improvviso malore e a nulla è valso l'immediato soccorso prestato dai colleghi e dal personale del 118. La famiglia dell'Arma ha espresso tutta la sua commossa vicinanza alla moglie e alle figlie. La telemedicina ora, la telemedicina che sbarca nei rifugi, presentata all'ULSS 1, una sperimentazione innovativa per l'alta montagna. Portare la sanità il più vicino possibile al paziente è un indirizzo dell'ULSS 1 Dolomiti che ora si concretizza attraverso un progetto di telemedicina che riguarda i rifugi alpini. Tanti i rifugi, tantissimi frequentatori e purtroppo tra loro anche chi può sentirsi male. Nasce così il progetto Rifugi Sani e Sicuri, con l'impiego di uno strumento innovativo dato in uso in via sperimentale al rifugio Falorie. Stiamo sperimentando una tecnologia non presente fino ad ora nel territorio bellunese, ma penso neanche in quello italiano, che ci permette appunto di misurare alcuni parametri, elettrocardiogramma, saturazione dell'ossigeno, pressione per esempio, alcuni parametri ad una persona che ha un malore e che si trova in un rifugio alpino. Siamo nell'ambito del progetto Rifugi Sani e Sicuri, un progetto che abbiamo strutturato qualche mese fa, sul quale stiamo lavorando intensamente. L'obiettivo è di rendere i nostri rifugi appunto più sani, più sicuri. Un dispositivo che in realtà costa solo 5.000 euro, che come detto verrà sperimentato durante l'inverno in un solo rifugio, poi dopo gli eventuali e necessari aggiustamenti in altri 9 scelti con l'aiuto del CAI, da Oronza ad Alleghe, da Zoldo ad Arabba. L'acquisto dei dispositivi avverrà grazie ai fondi per i comuni confinanti. I risultati, si spera, saranno evidenti. Più precisi perché la centrale operativa e gli operatori della centrale operativa su 118 potranno vedere quello che vede il rifugista coinvolto nell'evento. Più rapidi perché nel caso attraverso i parametri identificati e trasmessi alla centrale da questo sistema possiamo precocemente individuare eventuali patologie tempodipendenti e agire più rapidamente. Parliamo adesso di difesa del suolo, perché si chiude un anno che ha registrato per il Veneto 8 stati di crisi regionali e uno stato di emergenza nazionale per gli eventi meteo a cavallo tra luglio e agosto. A tirare le somme è stato oggi a Belluno l'assessore regionale Giampaolo Bottacin. 2023, un anno impegnativo nella prevenzione per la difesa del suolo e della costa, quindi per la riduzione del rischio di dissesto idrogeologico nel Veneto. Ne ha parlato in una conferenza stampa di fine anno l'assessore regionale Bottacin. Pianificate opere per circa 39 milioni di euro, ma anche interventi straordinari per altri 69. Il 2023 è stato un anno impegnativo, 8 stati di crisi dichiarati dal Presidente della Giunta regionale Zaia, uno stato di emergenza riconosciuto a livello nazionale. Abbiamo avuto soprattutto i mesi estivi un particolare accanimento da parte del meteo con le forti grandinate che hanno investito in modo particolare la pianura del Veneto. Ma è stato anche un anno in cui siamo intervenuti con il nostro sistema di protezione civile anche al di fuori dei confini del Veneto. Siamo stati prima in Romagna a seguito dell'alluvione, dove abbiamo adottato 6 comuni con i nostri volontari della protezione civile, poi siamo stati in Toscana, siamo stati in Turchia a seguito del terremoto, siamo stati anche in Slovenia dopo l'alluvione, dove la protezione civile del Veneto ha montato 3 ponti che ci erano stati richiesti da quel territorio. Sottolineata l'efficienza dei bacini di laminazione che hanno permesso di scongiurare danni di gravità enorme durante le ondate di maltempo. In modo particolare quello di Caldogno, che ha preservato Vicenza, la città di Vicenza, quello di Montebello e quello del Museo dei Sassi, terminato proprio nel 2023, che ha consentito per ben 2 volte nell'arco di 10 giorni di salvare Castelfranco Veneto. Ultimo passaggio, quello relativo al piano rifiuti, con un obiettivo importante per il 2030. Un anno importante anche perché è stato l'anno di prima applicazione del nuovo piano gestione dei rifiuti del Veneto. Siamo la migliore regione a livello europeo come raccolta differenziata, però con il nostro piano ancora più ambizioso l'obiettivo è quello di arrivare nel 2030 all'eliminazione totale del ricorso alla discarica utilizzando semplicemente 3 impianti esistenti di termovalorizzazione di Mestre, Schio e Padova.
Siamo in chiusura, allora io vi saluto lasciandovi ai presepi, ai vostri presepi di questa sera. Vedremo le creazioni di Carlo Bondi Mareno di Piave, Edoardo e Giacomo Bobbo di Casier, Federica e Michela Camerin di Ormelle, Federico Toffoletto di Vascondi Carbonera e Raffaele di Asolo. Vi ricordo a seguire poi come sempre le previsioni del tempo. A voi tutti allora una buona serata e una buona visione di questi bellissimi presepi. Arrivederci. Società Agricola Torresana. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini. Bentrovati al meteo. Resiste un regime anticiclonico, ma il sole sarà davvero per pochi. Il tempo si rivelerà decisamente uggioso. Vediamo il dettaglio di venerdì 29 dicembre. Sul Veneto questa giornata sarà contraddistinta da un cielo in gran parte coperto, come vediamo dalla grafica. Sono attese nebbie in pianura e nelle valli, spesso persistenti. Le temperature saranno stazionarie, dunque poche differenze rispetto ai giorni precedenti. Minime tra 3 e 6 gradi, massime tra 6 e 11 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà nuvoloso con probabili foschie e nebbie. Dal Carso alle Alpi Giulie possibili pioviggini. Temperature minime tra 4 e 8 gradi, massime sui 9-11 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove lo scenario sarà diverso, con più sole e solo con qualche nube sui settori più meridionali. Temperature minime tra -3 e 3 gradi, massime sui 6-10 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Società Agricola Torresana. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini.